Allora, mercati, ambiente e sistemi territoriali sono punti di forza del territorio che devono essere costruiti, capiti e sviluppati in modo da portare sempre più conoscenza al mondo agricolo. Vista l'importanza del tema, CIA promuove e sostiene in tutti i modi la formazione e la conoscenza in ambito di sostenibilità agricola, sia per l'importanza che ha l'argomento dell'ambientale, sia perché il consumatore richiede che l'agricoltura sia rispettosa dell'ambiente. Un altro punto del convegno di oggi riguarda i sistemi territoriali, elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio, in quanto senza di essi si fa fatica anche a riuscire a sviluppare progetti che possono avere una lungimiranza nel tempo e anche poi nell'ambiziosità dei progetti. Abbiamo i diversi consorzi di tutela e di bonifica, abbiamo le colline UNESCO, abbiamo CIA in primis e le altre associazioni che lavorano insieme per poter riuscire ad approntare progetti lungimiranti e che possono portare poi risultati più ambiziosi e concreti. Questo è l'ultimo, il quinto di 5 incontri sull'agricoltura che abbiamo fatto all'interno del programma dell'Antica Fiera di San Gregorio. Ringrazio CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, che si è impegnata, è il secondo convegno che fa all'interno della fiera, e questo è sicuramente un argomento interessantissimo, quello del convegno che si terrà tra poco, perché parla oltre che del sistema ambientale in agricoltura, parla anche della questione della gestione dei vari compendi agricoli nei vari settori del vino, non solo quello del Valdobbiadene di OCG e del mondo prosecco correlato, ma anche di altri sistemi, sempre tipologie del vino. E l'incontro di oggi sarà particolarmente interessante perché vedremo il punto di vista su questo argomento anche di altre aziende e anche di altri settori, tipologie di vitigni. Le strategie sono quelle di cercare di collaborare e fare squadra, perché vanno ascoltati tutti, dalle associazioni di categoria del mondo agricolo ma anche le associazioni di categoria ambientaliste, per cercare di rispettare tutti, non solo chi fa dell'agricoltura la propria ragione di vita e per di più coltiva e mantiene il paesaggio, e le altre associazioni che dobbiamo salvaguardare e tutelare e ascoltare sono quelle che cercano di tutelare il paesaggio, non ultimo il sito UNESCO di cui siamo stati insigniti il riconoscimento nel 2019, che ha sicuramente un valore importante per quello che riguarda l'agricoltura e la tutela del paesaggio e del territorio. Oggi è un giorno in cui parleremo di certificazioni. Noi rappresentiamo Valore Italia, l'ente di certificazione, almeno nel settore regolamentato, più importante che esiste a livello nazionale. Certifichiamo tutti i vini di quest'area, in particolare la DOCG del Prosecco e la DOC Prosecco, l'Asolo e tante altre denominazioni in Veneto. Però stasera parliamo soprattutto di sostenibilità. Sostenibilità perché ormai è una parola che molti usano forse anche senza specificarne bene il contenuto, invece stasera diciamo esattamente quali sono i margini, la perimetrazione di questo concetto, e quindi diremo quello che si fa in viticoltura, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità, che è una sostenibilità non solo di carattere agronomico-ambientale, ma anche di carattere etico e di carattere economico-sociale. C'è molta sensibilità, le aziende sono molto sensibili a questo discorso, non per nulla abbiamo due importanti progetti sia nell'area del Prosecco DOC che nella DOCG, a livello di biodistretti, a livello di certificazioni SQNPI, a livello di certificazione Qualitas. Questa certificazione è estremamente importante, ormai riconosciuta a livello mondiale per la sua come standard, diciamo. Quindi devo dire che in questa area questo è un concetto ormai acquisito, e quindi tutti capiscono l'importanza che ha il concetto sostenibilità e soprattutto quanto è importante per il futuro proprio a livello di premialità del mercato di questo tipo di concetto. Quindi oggi veniamo a ribadire questi aspetti e a dare anche ulteriori sviluppi e progetti che stiamo mettendo in atto. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto delle indagini con Nomisma, non per nulla oggi c'è qui Nomisma con noi, proprio sulla percezione da parte del consumatore di quello che è il concetto di sostenibilità. E oggi abbiamo delle certezze, cioè le certezze sono che
un prodotto sostenibile oggi viene anche premiato di più addirittura rispetto ad un prodotto bio. Quindi da questo punto di vista siamo in una crescita di questo concetto. Noi lavoriamo molto sulla comunicazione per far capire che cosa c'è dietro il discorso della sostenibilità, ma oggi, ripeto, è un qualcosa di improcrastinabile, cioè c'è un percorso obbligato che deve portare le aziende, penso entro la fine del 2028, ad avere dei criteri di sostenibilità che sono poi quelli dettati dall'Agenda 2030 dell'ONU e dalla Comunità Economica Europea. Vitires in Emilia Romagna è un consorzio costituito da Terre Cevico, da Caviro, Cantine Riunite e San Martini Rio, che in collaborazione con il FEM e con Rinova ha l'obiettivo di studiare il miglioramento genetico in viticoltura e nello specifico l'individuazione di varietà autoctone resistenti alle malattie. Abbiamo già lavorato sulle varietà internazionali già licenziate, ma appunto l'obiettivo è quello di arrivare anche con le varietà autoctone a un livello tale da poter consegnare ai nostri soci produttori delle varietà che possono aiutarli anche nel processo di accompagnamento alla Farm to Fork. In questo campo le prospettive future sono molte, ma c'è da lavorare altrettanto, nel senso che abbiamo bisogno anche che l'Unione Europea e l'Europa ci aiuti nel poter utilizzare tecniche genetiche adeguate ad affrontare delle sfide così importanti. La efficienza dorata, ma anche la siccità, ma anche quindi avversità di tipo climatico, le possiamo affrontare solo se poi avremo a disposizione anche strumenti normativi e legali adeguati. Il processo soprattutto sulle TEA si sta avvicinando e credo che la Commissione Europea abbia definitivamente deciso di poter aprire a questo tipo di sperimentazione che non è di fatto una OGM. Questo soprattutto anche in una prospettiva dove gli incroci interspecifici hanno dei percorsi di realizzazione davvero molto lunghi e non sempre affidabili nel tempo, quindi abbiamo bisogno appunto di una tecnica che sia più veloce ma anche più affidabile. Sì, il tema della sostenibilità che abbiamo trattato oggi insieme al tema dei mercati è un cardine fondamentale di quella che sarà la nostra prossima programmazione produttiva, commerciale, e quindi la necessità di avere questo elemento distintivo per poter penetrare tutti i mercati che ci possono dare del valore aggiunto che è fondamentale per coniugare quel binomio di sostenibilità economica. Chiaro che se noi non abbiamo questa direttrice che ci porta ad avere una sostenibilità ambientale legata ad una sostenibilità sociale ed economica, probabilmente è un percorso che viene a mancare di un qualcosa. Siamo in un territorio vocato alla viticoltura, un territorio che ha fatto appunto della viticoltura un elemento contraddistintivo, ma soprattutto ha fatto un elemento di forza, portando non solo un prodotto, ma portando un territorio, portando un legame con la cultura all'interno dei mercati nazionali, europei ed internazionali. Ma le sfide sono tante, le sfide soprattutto in questo momento sono quelle di raggiungere un'armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda alcune spesso scellerate proposte che arrivano da paesi anche, voglio dire, che con il vino probabilmente hanno poco a che vedere, se non per un ostacolo di quelli che sono produzioni di eccellenza come le nostre, e dopodiché abbiamo un grande tema che è quello del cambiamento climatico, un cambiamento che ci sta penalizzando sempre più sia in termini di eventi atmosferici catastrofici ma anche di disponibilità di acqua. Siamo in un periodo di siccità, siamo nel Veneto nel quale storicamente l'acqua non è mai mancata, oggi siamo in difficoltà idrica.